L'informazione è stata dichiarata di interesse generale da ben 3 sentenze della Corte Costituzionale ed è protetta dall'articolo 21 della Costituzione per il principio del pluralismo dell'informazione sia in ambito nazionale che locale. Le emittenti associate alla REA, Radio Televisione Europee Associate, tra cui fa parte anche la nostra emittente, denunciano pubblicamente il tentativo in atto da parte del Ministero, partiti e movimenti politici di ridurre drasticamente questo potenziale informativo ad un numero limitato di emittenti facenti capo a note lobby e gruppi di potere, peraltro con finanziamenti a fondo perduto, a discapito delle centinaia di emittenti che tutti i giorni informano con serietà e professionalità le nostre comunità da oltre 30 anni. Le radiotelevisioni locali occupano oltre 5.000 dipendenti, più di 1.000 giornalisti, offrono opportunità a centinaia di giovani che vogliono intraprendere la strada dell'informazione e della televisione. Il comunicato è rivolto a voi cittadini, a voi pubblico che ci state seguendo. I giornali, le testate, le TV nazionali ignorano purtroppo coscientemente e volutamente la situazione in cui si trova il settore dell'emittenza locale, non supportando né informando i cittadini sulle criticità del settore. Aiutateci quindi a diffondere questo messaggio se non vorrete nei prossimi mesi vedere questo schermo nero. Chi difende la TV locale difende la comunità ed esige mani pulite sulla comunicazione. Perché siamo qui? Perché, lo dicono il nostro motto, cioè mani pulite sulla comunicazione. Perché mani pulite sulla comunicazione? Perché in questi anni le mani si sono sporcate e sono stati in tanti a sporcarsi le mani in questo settore. Ci hanno tolto le frequenze, ci hanno tolto le provvidenze di editoria, ci hanno tolto i canali, ci hanno tolto tutto e quindi qualcuno sicuramente si è sporcato le mani. Noi vogliamo ricostruire questo settore cominciando da oggi con mani pulite. Mettiamo fuori i lobbisti da questo settore, cerchiamo di accreditare e di restituire il giusto, le frequenze giuste che gli spettano per lavorare agli editori puri, non a chi fa televendite e ai grossi network, perché i grossi network, anche se sono interregionali, li considerano locali, ma non sono locali. Locali siamo noi, sono quelli del territorio, sono quelli dei comuni e delle province, perché noi abbiamo praticamente un collegamento diretto con il territorio e lo rappresentiamo in tutte le istanze presso le istituzioni.